Tragico risveglio questa mattina per due famiglie di via Cavalieri di Vittorio Veneto a San Bartolomeo di Breda di Piave. Alle prime luci dell'alba un furioso incendio ha distrutto un'auto, una casetta per gli attrezzi e parzialmente lesionato altre strutture di queste due case. Le fiamme sarebbero state innescate da un cortocircuito proprio dall'auto che sostava sotto al porticato, come ci conferma il papà della coppia residente. Tanta paura? Ma no, la paura era più che altro perché se pensa fuori a casa, perché se va fuori a casa e le polistirolo, c'è fuori il tetto, butta via tutto. Le 6:45 più o meno. Cosa è successo? Una signora qua a fianco, la signora a fianco ha sentito colpo? No, sì, no, no, la moglie ha sentito uno scoppio. Uno scoppio è venuto giù e come è venuto giù ha visto il fuoco, ma ormai era già alto. Ha visto le fiamme che Era già erano alto. davanti. Avevamo paura della benzina per non venire vicino a buttarci l'acqua e questo è quello che è successo, ma nel giro di un quarto d'ora. I pompieri sono arrivati subito. Sì, 20 minuti scarsi. Il tempo di arrivare a Treviso, poverini, mica possono fare miracoli. Quindi Però insomma hanno salvato la casa. hanno salvato la casa. Un calore enorme che ha di fatto distrutto anche il magazzino dei vicini. Fate il condizionatore, e che è distante. Nonostante il rogo non ci sono stati feriti, mentre i danni ancora in fase di quantificazione sono coperti da assicurazione.